Manifestazione a sostegno dei curdi si è svolta ieri sera in piazza a Porta di Ponte ad Agrigento contro l'aggressione dell'esercito turco in corso in questi giorni nel nord-est della Siria. A parteciparvi diverse associazioni agrigentine, tanta gente, tra cui Libera, Arci, Laici Comboniani di Agrigento, esponenti di partiti politici, presente anche l'onorevole Capodicasa, neosegretario regionale di Articolo 1, il sindaco di Oppolo Giuseppe Portella, esponenti del PD, e anche ha visto il sostegno dell'amministrazione comunale di Agrigento che per mezzo dell'assessore Riolo afferma come la manifestazione di civiltà a sostegno di popolazioni che sono pesantemente sottoposte ad attacchi con bombardamenti e distruzioni anche compiute nei confronti dei più deboli, in particolare donne e bambini. Non si può sempre stare a guardare, ma occorre, afferma Riolo, fare sentire la propria voce. Sì, organizzata dai laici missionari comboniani di Agrigento per stare dalla parte dei curdi che in questo momento stanno subendo tante violenze, ci sono tanti morti, tanti feriti, ci sono 160.000 persone in fuga in questo momento dalla guerra e dalle violenze e quindi per tutto ciò per essere solidari a queste persone, per essere favorevoli quindi alla vita, alla democrazia e ai diritti umani, noi questa sera siamo dalla parte dei curdi. Anche le realtà associative di questa città hanno ritenuto doveroso manifestare il proprio sdegno per un ulteriore atto di guerra in uno scenario già drammaticamente frequentato dagli orrori della guerra come quello mediorientale, a favore di una popolazione che è stata vessata per tanto tempo e continua a essere vessata, contro l'arroganza di alcuni governi come quello turco e contro l'indifferenza di altri governi come quello europeo, come quelli europei, che stanno manifestando tante indecisioni nel condannare questi atti di aggressione gratuita. Cos'è che si può fare? Anzitutto sensibilizzare la gente e la popolazione della nostra città penso che sia una cosa necessaria. La risposta in realtà è quella che spesso riscontriamo quando facciamo manifestazioni di questo tipo, anche qui una certa indifferenza. Però non possiamo lasciare di intentato nulla e la serata e i comunicati che ci sono stati stasera penso che siano un piccolo passo verso un processo di pace che risulta necessario in tutto il pianeta. La posizione del governo italiano? La posizione del governo italiano è, a mio modestissimo avviso, piuttosto morbida. Ci sono ovviamente interessi forti in quell'area, anche purtroppo legati al commercio delle armi. Ritengo che da parte del nostro governo, ma di tutta l'Europa Unita, sarebbe necessaria, è necessaria, anzi doverosa e obbligatoria, una manifestazione di intenti decisamente più rigorosa e più forte.